La sindaca Pavan ha agito in autonomia, un confronto ancora non c'era stato, ci sarà magari nei prossimi giorni sicuramente, però la sua posizione è la posizione del sindaco Pavan. Adesso vediamo e vedremo se gli altri sindaci della conferenza possono essere o meno d'accordo su una decisione che è una decisione di gestione degli spazi. Chiara la vicepresidentessa della conferenza dei sindaci Morena Martini dopo le dichiarazioni della collega di Bassano Elena Pavan, che ha definito inappropriata la decisione del DG dell'UL7 Pedemontana Carlo Bramezza di traslocare gli uffici amministrativi dal San Bassiano all'ex ospedale di Marostica. E l'uscita di Pavan, portavoce di se stessa, non è stata per niente condivisa, dice. È stato creato un po' di imbarazzo, Anche tra ecco, voi. anche tra di noi. A illustrare nel dettaglio il progetto contestato dalla prima cittadina Elena Pavan è lo stesso direttore generale Bramezza, l'unico, vogliamo precisarlo ancora una volta, che può decidere la gestione dell'ospedale in accordo con la Regione Veneto. Il blocco operatorio inizia a essere un po' vecchiotto perché ha 30 anni e i clinici e i chirurghi hanno bisogno di più spazio e di più sale operatorie, e questo è un vantaggio sicuramente per i cittadini perché porterà ad una riduzione delle liste d'attesa, e poi anche per la necessità, come in qualsiasi azienda, di avere tutto il personale amministrativo che lavori assieme, e lo possiamo fare all'ospedale di Marostica, che attualmente è vuoto, comunque dal punto di vista sismico è un ospedale a posto. Gli spazi sono un po' da mettere a posto, ma insomma riusciremo finalmente a creare anche questa azienda della Pedemontana. Al Boldrini di Tiene, ex nosocomio dell'Alto Vicentino, verrà invece portato tutto il Dipartimento Prevenzione dell'ULSS 7. E dopo che sono girate alcune voci relative a un ipotizzato trasferimento anche del distretto sociosanitario, Bramezza smentisce. Nessuno vuole togliere da Bassano questo distretto. Ma no, Bassano ha il suo distretto, quindi dobbiamo solo migliorare i servizi. In merito all'uscita in solitaria di Elena Pavan, Io credo che la sindaca Pavan, come tutti gli altri sindaci, abbiano a cuore la salute dei cittadini. La salute è fatta di servizi e i servizi vanno sempre migliorati, quindi credo che anche lei sia d'accordo in questa progettualità che non toglie nulla a Bassano, ma anzi crea nuove opportunità per tutti coloro che abitano in questo territorio. sì, sindaca Pavan deve avere a cuore le sorti del suo territorio, di un territorio che rappresenta, di cui dovrebbe avere profonda conoscenza, parlare solo una volta che le cose si conoscono a fondo e soprattutto condividere con i colleghi e le colleghe le sue uscite come presidentessa della conferenza.